A Genova va in scena la 28ª giornata del girone A di Serie D tra il Livorno di mister Roselli e il Città di Varese di mister Rossi. Da un lato i bianco-blu reduce dallo stop contro il Borgo Sesi a causa del protocollo anti-Covid, dall'altro Città di Varese compagine che ha raccolto l'eredità della storica società varesina e attualmente al terzo posto in classifica. Primo tempo molto equilibrato in cui l'unico tiro in porta è di Marca Ligorna al 30° punizione di Silvestri, spizzata di Gomes e inserimento di Cericola abile a superare Trombini e a portare i suoi in vantaggio per la gioia di tutta la panchina. Rivediamo le immagini. Questa è l'unica occasione di un primo tempo in cui i genovesi imbrigliano bene la manovra varesina. Il secondo tempo si apre con una grande occasione per i bianco-blu. Al 47° girata del solito Cericola con il suo urlo che viene solo strozzato dal palo. Questo è tuttavia solo il preludio del gol. Al 52° Silvestri conquista un calcio di punizione, veste i panni del geometra e incastra il pallone alle spalle di Trombini. Ligorna così sul doppio vantaggio per la gioia dei presenti. Rivediamo le immagini. Il Città di Varese reagisce al 62° con questo colpo di testa di Cantatore con il pallone che termina alto sopra la traversa. Sempre Varese al 64° con il mancino da fuori di Foschiani. Mazzori fa buona guardia. Biancorossi che spingono e trovano la rete del 2-1 al 65° quando Piraccini raccoglie un pallone vagante e con una botta supera l'estremo difensore bianco-blu. Vantaggio dimezzato e ospiti di nuovo in partita. Rivediamo le immagini. Ancora da fuori il Varese con la conclusione di Marcaletti, ma è solo il canto del cigno. All'85° Donaggio serve Cericola, il quale entra in area e conclude di collo esterno. Palla sotto la traversa, alle spalle di Trombini e festa grande a Ligorna. Rivediamo le immagini della rete che decide la sfida. Vittoria storica per i bianco-blu. Tra le mura amiche, gioco, partita incontro a Ligorna.